Siamo a Londra, precisamente a Tower Hill, siamo con il dottor Giovanni Dalla Valle, che è il direttore di Venetian Ambassadors, una fondazione che tutela e promuove gli interessi dei veneti a Londra. Però qui parliamo di quello che è l'emergenza di questi giorni, l'emergenza data dagli attentati di Parigi e il fatto che Londra venga segnalata come uno dei possibili obiettivi, uno dei principali obiettivi appunto delle future azioni dei terroristi. Allora, come si vive in questo momento e come vivono i veneti questo clima qui a Londra? Più o meno come prima degli attentati di Parigi, perché noi a Londra siamo sempre stati abituati a una certa tensione. Abbiamo 10 milioni di persone qui e non è la prima volta che succedono attentati, è da decenni che siamo sotto tensione, prima con gli attentati dell'Ira, da circa 10-15 anni anche con il pericolo di attentati di estremismo islamico. Ricordiamo che dozzine di innocenti sono morte il 7 luglio del 2005 per attentati in 4 punti diversi della città, quindi da questo punto di vista la situazione non cambia tanto, anzi penso che la risposta migliore che possiamo dare al terrorismo è proprio quella di non farci terrorizzare e continuare la nostra vita tranquilla, metropolitana come prima. Questa è una realtà fortemente multietnica, si parlano tantissime lingue, oltre naturalmente all'inglese, ma ci sono soprattutto moltissime tradizioni diverse, religioni diverse e quindi alle volte si ha l'impressione insomma, che queste etnie non riescano ad integrarsi al di là di quello che è poi la vita lavorativa, la vita diciamo economica. Allora, qui siamo a Tower Hill, praticamente qui comincia la parte della City. A nord di questa zona, verso il nord e il centro di Londra, c'è una zona che si chiama Hackney. Voi fate conto che da qui al centro di Hackney si parlano qualcosa come 400 lingue diverse, ci sono 400 etnie diverse. Quando si parla di integrazione si usa una parola molto generica che significa tutto e niente. Perché? Perché ci sono diversi tipi di integrazione, diversi livelli, ci può essere un'integrazione a livello commerciale, a livello economico, a livello professionale. Allora avete persone di tutte le etnie che possono anche andare d'accordo finché si tratta di fare un commercio, finché si tratta di vendere o comprare qualcosa, tipo case per esempio, oppure di lavorare insieme magari in un ufficio. Appena si va fuori da questa dimensione e si entra nella dimensione della vita interpersonale, cioè gli amici, l'andare fuori insieme la sera, lo stare con questo e quello, non c'è nessuna integrazione. In realtà queste etnie vivono come isole, sono isolate fra di loro, comunicano poco e all'interno di queste isole, di queste centinaia di isole, musulmani, indù, persone di qualsiasi religione oppure di qualsiasi gruppo etnico continuano le loro tradizioni con i loro costumi, quindi continuano a vestirsi come se fossero nei loro paesi d'origine. Secondo me questa non è integrazione, non c'è nessuno sforzo per integrarsi in una società diciamo, che ha degli standard diversi come l'Inghilterra. Però soprattutto tra i giovani, tra le generazioni diciamo, che non sono nate nei paesi d'origine, spesso c'è un allontanamento da questi costumi, quantomeno nel modo di vestire, anche probabilmente nel tipo di amicizie che si fanno, insomma. Non credo tanto, ripeto, dipende anche dal livello di educazione di questa gente. Probabilmente figli di famiglie benestanti tendono magari anche a allontanarsi da un certo rigore tradizionalista, però la maggior parte dei ragazzi, anche delle ultime generazioni, continuano invece a conservare quelle tradizioni, quei valori, la stessa fede e si vestono ancora allo stesso modo. Come se state qui per un po' vedete un sacco di persone, di musulmani che hanno il loro niqab, che hanno a volte anche il burqa se si è andati in zone qua vicine, e così anche di gente di altre etnie che continuano, gli indiani soprattutto, i pakistani, che continuano
a vestirsi nei loro vestiti tradizionali, anche se sono giovani. Diciamo che il cambio generazionale si fa sentire più che altro a livello di professionale, di management professionale, ma ripeto, poi come vita pubblica mi sembra che queste sono etnie, e specialmente quelle arabe, quelle musulmane, che fanno molta fatica ad accettare i nostri valori occidentali. Quando parliamo di presenza islamica a Londra non possiamo dimenticare che c'è anche una forte componente economica, insomma ci sono veramente tanti soldi che arrivano da paesi islamici e si trovano nelle banche qui della City. Tutto questo condiziona la politica? Come no, è un fattore primario importantissimo che spesso si dimentica. Probabilmente metà delle banche che ci sono a Londra sono strapiene di soldi arabi, specialmente non degli arabi poverini e certamente neanche di quelli che vanno a farsi saltare come kamikaze, ma proprio dei miliardari, dei petrolieri, dei monarchi, di tutte quelle nazioni che tra l'altro sponsorizzano il terrorismo, bisogna dire anche questo. Quindi è inutile che vi aspettate che il governo inglese prenda delle posizioni dure nei confronti di questo o quello Stato islamico, o comunque che siano più dure per esempio di quelle che ha l'amministrazione di Obama in questo momento, perché chiaramente c'è un conflitto di interesse ovvio. Qui parte del terrorismo viene finanziato da qui, dai soldi che vengono da qui, proprio a pochi metri probabilmente da me ci sono banche dove sicuramente ci sono account di miliardari arabi che hanno un interesse a finanziare le guerre in Siria e in altre parti, e i terroristi in altre parti del Medio Oriente. Dobbiamo essere realistici, cari ragazzi, svegliatevi.